Buonasera, siamo di nuovo a Piancastagnaio, stiamo inquadrando, oggi stiamo utilizzando un cellulare, la seconda prova libera della contrada di Borgo. Due cavalli, quello a sinistra ormai lo conoscete, con in groppa Walter Pusceddo, unico dei Ghent, un cavallo che ha vinto anche molte corse quest'anno, insomma un cavallo più che conosciuto. L'altro è Tistran. Oggi monteranno insieme due mezzo sangue, ricordiamo questa novità a Piancastagnaio. I due fattini sono appena montati a cavallo. La seconda prova probabilmente sarà anche l'ultima per la contrada di Borgo. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti a Piancastagnaio saranno per il 10 di agosto con la presentazione del palio, della bandiera, del cencio, chiamatelo come volete, della stoffa dipinta. Poi ne parleremo più approfonditamente con un'intervista al sindaco di Piancastagnaio, Luigi Pagaggini, in questi giorni fuori dopo un periodo veramente un po' difficile qui a Piancastagnaio a causa degli incendi. Ecco, ricordiamo la novità di quest'anno, sono due per quanto riguarda la corsa in quanto tale. Uno è l'utilizzo del mezzo sangue, questo è un discorso ormai più che detto e ridetto, la famosa ordinanza Martini, insomma, o c'è chi lo chiama decreto, legge, chiamatela come volete, però la sostanza è questa. Anche Piancastagnaio si è dovuto adattare all'utilizzo del mezzo sangue, una tradizione che invece voleva questo palio di montagna utilizzare il prosangue da quando è stato ripreso ininterrottamente dal 1979 per volontà dei frati carmelitani della Madonna, del santuario della Madonna di San Pietro, che già prevedeva l'assegnazione di un palio negli anni 50 fino ai primi anni 60, interrotto anche per problemi di ordine pubblico. Questo è un palio che ha tantissima passione. Piancastagnaio nasce divisa in contrade, anzi in terzieri, poi in contrade, e ha sempre avuto questa mentalità un po' di rivalità tra i vari rioni, pur piccoli che si siano. Allora, scusate, oggi un po' di tremorio, purtroppo non abbiamo la cinepresa dell'altra volta, però cerchiamo comunque sia di documentare questa seconda prova di Borgo. Ovviamente gli occhi sono puntati su Unico da Ghent, insomma un soggetto, un mezzo sangue che tra le ultime corse ha vinto proprio qualche settimana fa a Grosseto sui 2200 metri, quindi un cavallo che su una pista, e qui affrontiamo una seconda novità, quest'anno prevede un percorso, una lunghezza totale di circa 1600 metri, ovvero 4 giri. Qui inquadriamo la mossa, la partenza. Eccoci qui, vedete il berrocchio, eccoci qui di là il meccanismo per il rilascio del cano. Quindi 4 volte dovranno passare qui davanti alla mossa, che non è il punto di arrivo, ma il punto di arrivo quest'anno sarà, ecco, sto inquadrando proprio poco più della metà campo, invece di completare il giro come è sempre stato fatto in tutti questi anni, in più di 40 volte. Ecco dove sono ora in questo momento, dove c'era l'arrivo fino a questo momento. Una serie di discussioni forse ancora non finite da alcune discrezioni che stanno circolando a Piancastagnaio proprio in queste ultimissime ore, ma noi diamo ormai per scontato quello che ci ha detto il rettore del magistrato delle contrade. Quest'anno saranno 4 giri e sostanzialmente più o meno un terzo, o poco meno di un terzo. Ecco, vediamo di nuovo Walter Pusceddo sulla sinistra con il suo soggetto, ritenuto un po' da tutti il cavallo un po', dire da battere su un palio è sempre un'espressione un po' forte, però diciamo tra sicuramente una coppiata favorita. Walter Pusceddo ha già vinto qui a Piancastagnaio, ha corso sia tanti anni fa, ha corso per la contrada di Voltaia, poi ha corso alcuni pali in Castello e poi in Borgo con la vittoria di 2 anni fa
con un grande puro sangue che gli ha dato tantissima fortuna, e lui è stato molto bravo nel gestire un animale così bello, così importante e così potente. È un po' la caratteristica questa di Piancastagnaio, ha sempre visto comunque affermarsi almeno una volta i cavalli più forti, più potenti, pro sangue più potenti, più insomma così ritenuti validi in questi paliotti, in queste corse chiamate come volete di provincia. Ognuno ha la propria storia, quindi anche Piancastagnaio la propria. Ecco, interrompiamo un attimo, prima adesso stanno iniziando un piccolo canterino e poi vediamo. Riprendiamo qui da Piancastagnaio, dalla prova della contrada di Borgo, la seconda prova libera. In questo momento, proprio in questo momento, Walter Pusceddo ha lanciato il suo unico dei Ghenta, è già la seconda prova che fa qui a Piancastagnaio, ed eccolo qui Walter Pusceddo con questo iniziale galoppo, e nella pista, ora non lo vediamo, c'è anche Mattia Chiavassa con il suo Tisserand. Sono venuti insieme, probabilmente vogliono fare una prova un po' studiata, mettiamola così. Questa storia di provare i due cavalli ha sempre creato un po' di discussioni, nel regolamento non c'è scritto nulla di particolare, è sempre stato abbastanza generico sotto questo punto, chissà se un domani verrà affrontato in altro modo. Comunque vediamo, Walter sta lanciando il suo Tisserand, scusate, il suo unico traghetto ovviamente. Ecco, vediamo ora giù in fondo la curva cosiddetta passa davanti agli spogliatoi, che è quello stabile lì, così cerchiamo di spiegare un po'. Ecco, ha passato ora Mattia Chiavassa e Walter sta lanciando in questo momento il suo unico da Ghenta, che è sicuramente il soggetto con cui Walter salirà di nuovo sulla miata. Eccolo giù in fondo, ancora. Questo è il terzo giro di galoppo, ricordiamo, ecco, eccolo qui, una buona apertura sembrerebbe questa qui, ma insomma un galoppo abbastanza sostenuto. Sta passando ora davanti, ecco, vedete un po', ecco, con la maglietta gialla Mattia Chiavassa con il suo Tisserand, e ora seguiamo comunque Walter Pusceddo che entra nuovamente sotto le vecchie tribune per poi fare la curva del bar. Qui, eccola qui, già richiamato il suo unico De Ghenta. Una prova per così dire abbastanza provata, usiamo questo sostantivo, questo termine per indicare comunque sia che queste prove così impostate ancora non regalano grandi emozioni. Questo sarebbe un discorso da affrontare, noi abbiamo provato a proporlo più di una volta, un discorso di prove regolamentate, ovvero tutte e quattro le contrade insieme con il mossiere, anche se non quello ufficiale, però con il canopio tirato, almeno nei giorni 17 e 18, quindi una prova il 17 mattino, una prova il 17 sera, una prova il 18 e mattina, per poi correre il palio il 18 e sera. Ecco i due nuovamente insieme, vediamo ora se proveranno la mossa. Probabilmente sì, perché abbiamo visto il canopio ormai da giorni a mollo, anzi crediamo sia un canopio nuovo, perché ci è sembrato che l'ultima volta abbiamo avuto dei problemi, per cui dovrebbe essere stato acquistato un nuovo canopio da parte dell'amministrazione comunale. Beh, Piancastagnaio si è tuffato nel mondo, scusate, ha iniziato il suo periodo ufficialmente, i suoi giorni della festa, la festa dedicata alla Madonna di San Pietro, ricordiamolo, con la notte delle bandiere di ieri sera, 1° agosto, in una piazza dell'orologio gremita come sempre, il passaggio della bandiera dal priore al capitano e quest'ultimo che ha issato il vessillo all'inizio dei confini della propria contrada, un gesto simbolico ma dal grande significato. Ecco qui, sì, Walter ci sta
appena chiesto la stesura del canapa, poi interrompiamo un attimino e riprenderemo appena fatte le operazioni per posizionare il canapo. Allora, il canapo è stato tirato, una situazione provvisoria, però è un elemento importante. Sono cavalli ogni modo che conoscono queste situazioni. Ecco, vediamo un attimino, allontaniamo l'inquadratura, vediamo come andrà la cosa in questo momento. Vediamo Walter che sta... Non sarà sicuramente una mossa particolarmente complicata. Ecco, vediamo piccolo atteggiamento da parte di Unione Tagliente, vediamo guarda anche chi corre l'ippodromo, abbiamo detto, lo fa pensare. Vedete come, ecco, questo è stato, quindi questa è stata la mossa. Chiaramente non c'è stata una reattività particolare, non c'era neanche nemmeno il contrappeso, è stata una mossa, un abbassamento del canape concordato e soprattutto vedete come il cavallo unico tagliente subito si sia abbastanza disteso sulla dirittura. Sentiamo, vediamo ancora Walter Puscetto che sta provando il suo mezzo sangue. Indubbiamente un'accoppiata importante per questo palio, ma come lo sono tutte, un palio pieno di incognite, l'abbiamo detto tante volte. Quest'anno come non mai l'introduzione mezzo sangue sicuramente apre molte prospettive anche a livello di strategie, soprattutto in futuro. E Piancastagnari vedremo cosa deciderà. C'è questo ricorso al TAR, noi, o almeno personalmente sono convinto che questo ricorso porterà ben poco in più di quello che c'è. Non credo che un no avvenuto quest'anno possa venire il sì. In fin dei conti, se la sostanza del ricorso è che l'amministrazione comunale insieme con il magistrato delle contrade ritiene che questa struttura sia nella sostanza un piccolo ippodromo, che gli investimenti in passato, ora noi lo continuiamo, guardate, lo stiamo inquadrando appositamente, che gli investimenti in passato sono stati fatti anche in questo senso, quindi tutto ciò che riguarda la parte sicurezza è stata gestita sicuramente sotto questo aspetto qui. Ricordiamo dei pali molto diversi, molto meno sicuri, anche il fondo della pista molto più duro, quindi diciamo che nella sostanza si cerca un po' di contrapporsi alle decisioni ministeriali il fatto che questa è una pista assimilabile ad un ippodromo e quindi come tale può essere utilizzata per far correre il purosangue, ma forse alla fine bisognerà prendere una decisione per tutto e per tutti su questo tipo di manifestazioni. Si corre con mezzo sangue e basta, anche perché insomma, qui si allungherebbero molti discorsi su che tipo di mezzo sangue sono, insomma, quindi ormai la situazione è questa. Aspettiamo questo ricorso al TAR, anche perché nel ricorso al TAR ci sono sicuramente delle motivazioni che portano a dei riferimenti anche ad altri pali, dove sembra sia stata l'autorizzazione Legnano, dico per uno, e altri che ovviamente cercando di fare il proprio, cercano di mantenere la propria tradizione del purosangue. Bene, la prova è terminata, quindi unico taglienta di nuovo a Piancastagnaio e la sua seconda prova, crediamo probabilmente anche l'ultima. Bene, signori, da Piancastagnaio oggi è mercoledì, è il 2 di agosto, sono circa le 18, poco più delle 18. Marco Conti per Amiata News, il palio Piancastagnaio.it, il Verrocchio.it. Buonasera.